Il termine satellite artificiale indica un oggetto di origine artificiale posto in orbita attorno ad un corpo celeste per rispondere a necessità umane. I satelliti artificiali sono portati in orbita per mezzo di un razzo vettore, che li conduce fuori dall'atmosfera terrestre e li porta ad un'altezza tale che possano poi rimanere in orbita attorno alla Terra. Successivamente, il razzo si disintegra a contatto con l'atmosfera. I satelliti artificiali presentano i seguenti elementi: uno o più piccoli razzi per modificare la rotta o l'orbita, un sistema di rilevazione dati e un sistema trasmissione e ricezione dati con la stazione di controllo sulla Terra. Le loro orbite intorno alla Terra vanno da quote relativamente basse, 200-1200 km di altezza, a quelle geosincrone, 35.786 km. In funzione dell'orbita che percorrono, possiamo distinguere tre principali tipi di satelliti artificiali: geostazionario o equatoriale, polare e inclinato. I satelliti geostazionari percorrono un'orbita quasi circolare intorno alla Terra e sono posizionati sul piano dell'equatore. Questo tipo di satellite, se usato a scopo meteorologico, può osservare continuamente la stessa zona, fornendo un prospetto completo del tempo lungo tutto l'arco della giornata. È stato inoltre calcolato che un ipotetico osservatore a bordo di un satellite geostazionario vedrebbe circa il 43% della superficie terrestre, corrispondente a un angolo di visuale pari a 17 gradi. Ciò significa che teoricamente basterebbero 3 satelliti geostazionari per coprire l'intero globo. L'orbita geostazionaria è occupata da numerosi satelliti, distribuiti lungo i vari segmenti in cui è suddivisa. Alla fine della sua vita operativa, un satellite si sposta su un'orbita più alta o più bassa. Essendo immobile, il satellite non richiede nessun meccanismo di inseguimento delle antenne a terra. Inoltre, può osservare quasi un intero emisfero terrestre, e tutto ciò è molto vantaggioso. Tuttavia, le comunicazioni che utilizzano un satellite geostazionario subiscono un ritardo dovuto alla lunga distanza che il segnale elettromagnetico deve percorrere, pari a circa un quarto di secondo. I satelliti polari, o inclinati rispetto all'equatore, a differenza di quelli geostazionari, sono inclinati di circa 90 gradi rispetto al piano equatoriale, in modo da sorvolare a distanti precisi i due poli terrestri descrivendo un'orbita ellittica. Vengono usati per monitorare in un certo tempo tutti i punti della superficie terrestre. Si trovano di solito ad un'altitudine media di 900.000 km e devono quindi avere una velocità molto alta per resistere all'attrazione terrestre. Inoltre, devono essere equipaggiati con degli stabilizzatori per resistere all'attrito dell'aria e non deviare dalla traiettoria ideale. Ogni orbita completa intorno alla Terra richiede circa 100 minuti. Ogni giorno ne vengono effettuate circa 14. Solitamente, un satellite di questo tipo passa sopra una determinata area ogni 6 o 12 ore e il tempo di visibilità è di appena 12-15 minuti. Il satellite riesce a mappare il suolo terrestre determinando la composizione chimica delle zone prese in considerazione. Per fare ciò si serve della luce che viene riflessa dal suolo, analizzando lo spettro e la radiazione elettromagnetica. Il famoso esperimento di Newton, in cui la luce passa attraverso un prisma, provò che la luce del Sole è in realtà composta di una mescolanza di luce di svariati colori, che sono anche i colori dell'arcobaleno. Newton adottò la parola latina spectrum per descrivere l'insieme di questi colori. Quando poi si è scoperto che la luce visibile è un caso particolare di onde elettromagnetiche, il significato della parola spettro si è esteso a descrivere le diverse bande di frequenza delle radiazioni elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche coprono un vasto intervallo di frequenze e lunghezze d'onda e vengono suddivise in vari tipi. Le lunghezze d'onda variano dalle centinaia di chilometri a dimensione dell'ordine del nucleo atomico. Le corrispondenti frequenze variano quindi da qualche kHz a un numero di Hz dell'ordine di 10 alla 22. L'energia dei fotoni varia proporzionalmente alla frequenza. Parti diverse dello spettro elettromagnetico hanno proprietà molto diverse fra loro. Ecco una classificazione delle onde elettromagnetiche, dalle frequenze più basse verso le più alte. Onde radio, microonde, infrarosso, luce visibile, ultravioletto, raggi e raggi gamma.
La radiazione elettromagnetica è un fenomeno ondulatorio dovuto alla propagazione in fase del campo magnetico e del campo elettrico, posti tra loro in piani ortogonali. La sua velocità nel vuoto è di 2,99 per 10 alla 8 km al secondo, mentre nell'acqua si riduce a 2,2 per 10 alla 8 metri al secondo. I parametri che influenzano le radiazioni elettromagnetiche sono la lunghezza d'onda, ovvero lo spazio percorso da un'onda per compiere un'oscillazione completa, la velocità di propagazione nel vuoto, ovvero la distanza percorsa da un'oscillazione nell'unità di tempo che corrisponde alla velocità della luce nel vuoto, la frequenza, ovvero il numero di oscillazioni nell'unità di tempo espressa in Hz, e il periodo, ovvero l'intervallo di tempo che intercorre tra due passaggi consecutivi della cresta nello stesso punto. Il campo elettromagnetico è formato rispettivamente da un campo elettrico e uno magnetico, posti su piani ortogonali tra loro. Data una carica elettrica accelerata, elettrone, essa comporta la formazione di un'onda elettromagnetica. Colpendo un determinato atomo, l'onda elettromagnetica fornisce all'elettrone l'energia necessaria a farlo passare a un livello energetico superiore. L'onda riflessa sarà dunque priva di alcune lunghezze d'onda che sono state assorbite dall'atomo stesso. Raccogliendo ed esaminando le lunghezze d'onda riflesse si può determinare lo spettro, che è diverso per ciascun elemento. Nel telerilevamento non si effettuano fotografie della superficie terrestre, ma viene misurata la percentuale di energia radiante incidente che viene riflessa, riflettanza, dalle superfici dei vari corpi presenti al suolo in funzione di condizioni ambientali e condizioni di ripresa. Nella figura è illustrato il processo di acquisizione delle immagini. La sorgente di energia irradia delle radiazioni elettromagnetiche, che dopo aver attraversato l'atmosfera interagiscono con il target e vengono riflesse. Quando raggiungono il sensore, quest'ultimo registra le informazioni che riceve e le trasmette nuovamente verso la Terra, dove vengono raccolte ed elaborate. Anche in natura avvengono fenomeni durante i quali è possibile osservare lo spettro della luce e gli effetti del campo elettromagnetico terrestre. Per esempio, l'arcobaleno, l'aurora boreale, eccetera. In base al loro utilizzo si possono distinguere le seguenti tipologie di satelliti artificiali: i satelliti scientifici, satelliti per telecomunicazioni, satelliti meteorologici, satelliti applicativi e satelliti per il telerilevamento. I satelliti scientifici vengono utilizzati nell'ambito della ricerca. Tra i satelliti astronomici va ricordato il telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990 grazie alla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA, e attualmente nella fase conclusiva della sua missione. In ambito meteorologico, i satelliti sono utilizzati per effettuare varie analisi scientifiche e astronomiche, grazie alla loro collocazione al di fuori della superficie terrestre, che permette di effettuare osservazioni altrimenti impossibili a causa dell'inquinamento ottico e delle radiazioni assorbite dall'atmosfera, osservate mediante la cosiddetta astronomia dei raggi X. Accanto all'uso civile, i satelliti rappresentano anche un importante strumento bellico, essendo utilizzati in combattimento per guidare aerei, carri armati, singole pattuglie o missili verso gli obiettivi fissati. L'ultima categoria è quella costruita per il telerilevamento, la cartografia e l'osservazione della superficie terrestre. Un esempio ne sono i satelliti Landsat. Un'ulteriore applicazione avviene in campo ambientale, soprattutto nello studio sull'effetto serra, per studiare il livello e la distribuzione del biossido di carbonio e di altri gas nell'atmosfera terrestre e per monitorare il comportamento del buco dell'ozono. I satelliti usano le loro potenzialità per lo studio intensivo dei vari sottoinsiemi della Terra: atmosfera, suolo, mari e ghiacci. Vengono effettuati tre tipi di studi: a breve, a medio e a lungo termine. Inoltre, buona parte dei dati relativi all'atmosfera viene usata in ambito meteorologico. Le informazioni ottenute vengono poi studiate per capire i comportamenti del nostro pianeta e come esso reagisca ai cambiamenti indotti dall'uomo o dall'ambiente stesso. I satelliti hanno dato e continuano a darci un notevole e prezioso aiuto per capire meglio il nostro pianeta sotto tutti i suoi aspetti e a fornirci spunti per migliorare il nostro comportamento nei suoi confronti.